La lotta serrata al motondoso, il controllo delle attività di pesca, ma anche l'impegno per sensibilizzare alla riduzione della velocità nei canali della laguna sono alcuni dei punti salienti, ma non gli unici, che l'ammiraglio Filippo Marini, direttore marittimo del Veneto, nonché comandante della Capitaneria di Porto di Venezia, ha tracciato nel suo bilancio natalizio con noi e per noi. All'attività di soccorso in tutto l'anno 2024 si è affiancata un'attività intensissima di controllo sulla pesca, un controllo che ci ha visti protagonisti anche in aree molto lontane dal mare, in posti come Cortina o altre località di montagna. E, e poi tantissima attività amministrativa. L'attività amministrativa significa pratiche sul demanio marittimo, pratiche che riguardano il diporto nautico, le patenti nautiche, come andare per mare e quindi raccontare quali sono i pericoli derivanti dalla velocità, sia in termini di sicurezza per le altre imbarcazioni, ma anche in termini di mantenimento e tutela di quelle che sono le opere della città, monumenti o altro, insomma, perché il motondoso va in qualche modo ad incidere. E poi gli incontri storici del 2024 da Papa Francesco al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La visita del Papa è stata particolarmente toccante, ho avuto la fortuna di scambiare anche due parole col Papa e il nostro amatissimo Presidente che in piazza San Marco abbiamo avuto la sua, diciamo così, la sua presenza sentitissima.